Eccoci qui anche quest'anno a Sciacca a inaugurare questa mostra di architettura in seno alla manifestazione nazionale Open Studi Aperti 2024. Quindi anche quest'anno Sciacca per 2 giorni sarà una vetrina nazionale della buona architettura prodotta in provincia di Agrigento, e devo dire che la scelta di Sciacca non è casuale, perché nella città di Terme rileviamo ricerca dell'architettura di qualità, e quindi l'obiettivo della manifestazione è quello di far conoscere il mondo dell'architettura non tanto agli addetti ai lavori, ma soprattutto al grande pubblico, con l'obiettivo di avvicinare il cittadino all'architetto e far capire anche al cittadino l'importanza della buona architettura per la qualità della nostra città, che poi si traduce anche nella qualità della nostra vita. Anche quest'anno l'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento ha aderito a Open Studi che si svolge in tutta Italia. La provincia di Agrigento, l'Ordine della provincia di Agrigento ha deciso di organizzarlo qui a Sciacca, dentro l'atrio, in questo meraviglioso atrio del comune di Sciacca, dove abbiamo riunito 18 studi di architettura di tutta la provincia per fare questo evento collettivo. L'Open si prefigge di presentare tutta una serie di iniziative architettoniche e non solo, anche artistiche, per sensibilizzare la gente al bello, all'arte e all'architettura. È lo scopo fondamentale di Open Studi. Open Studi apre gli studi a tutti ai non addetti ai lavori proprio per questa motivazione. Quindi anche a Sciacca, rispetto anche a tutta Italia, si sta organizzando e si sta facendo Open Studi. Io ringrazio tutti gli artisti, i colleghi e sponsor, perché succederà di tutto in questi 2 giorni, perché è un evento importantissimo. Anche quest'anno ci rincontriamo a Sciacca per il 4º evento Open Studi 2024. Fa parte di una manifestazione nazionale organizzata da tutti gli ordini, ma noi, a differenza degli altri ordini, l'Ordine Provinciale di Agrigento ha voluto accomunare questo evento, come anche gli anni precedenti, in un'unica location, coinvolgendo 18 studi più importanti e più interessanti della provincia di Agrigento. Un modo per sensibilizzare la committenza, avvicinarci al pubblico con un rispetto dell'architettura e con un senso di responsabilità. Una manifestazione dove non solo coinvolge non tutti i progettisti, ma coinvolge anche gli artisti del territorio, è pertanto un'occasione unica che dobbiamo godercela in queste 2 giornate di oggi e di domani. Open Studi, sì, anche quest'anno sarà una manifestazione che avrà luogo a Sciacca il 31 maggio e il 1° giugno, e vedrà coinvolti circa una ventina di studi provenienti da tutta la provincia, che si riuniranno in un unico luogo fisico, che è l'atrio superiore del comune di Sciacca, per esporre i propri progetti e aprirsi alla città. Scopo di questa manifestazione, che è una manifestazione che si svolge in contemporanea in tutte le province d'Italia, è quello di coinvolgere la popolazione e aprire gli studi alla popolazione, e spiegare anche il modo attraverso cui si svolge la professione dell'architetto.